stavamo intanto chiacchierando fuori onda un po' di diverse destinazioni. Sognare fa sempre bene. Io un po' provocavo il Presidente, dicevo ma col tempo questi grandi viaggi che venivano organizzati e venivano fruiti anche da tanti, perché effettivamente l'agenzia è quella che, come diceva lei, per una serie di normative a cui deve adempiere, ti dà la sicurezza di una copertura anche assicurativa, quindi il pacchetto, il classico pacchetto dove ci sono vari punti che dopo magari ci può anche riprendere lei, che devono essere decisi dall'agenzia e fatti con l'agenzia, al di là della semplice prenotazione alberghiera, la scelta eccetera, la macchina a noleggio anziché il trasporto aereo che dir si voglia, il vettore, costituisce un pacchetto di viaggio che ti dà anche una sicurezza. Però poi c'è il viaggio dove tu vuoi andare in quella destinazione, per adesso resta l'Europa, mi dirà lei se sì oppure se no, dove vuoi un viaggio sartoriale, insomma, che possa soddisfare delle aspettative a seconda dell'età della persona, di quanto ha viaggiato, non ha viaggiato, le sicurezze che vuole, le garanzie, con chi va o con chi non va. Quindi è cambiato già il ruolo delle agenzie. Sarà un passaggio un po' epocale questo? Cioè una pausa per fare un cambiamento? Sì. È un cambiamento che però riparte da un percorso storico che si era un po' dimenticato, nel senso che l'evoluzione delle agenzie aveva fatto sì che nella situazione post liberalizzazione delle licenze di viaggio erano aumentate tanto da raddoppiare. Perché? Perché il messaggio che il legislatore aveva dato era che le agenzie non erano più oggetto di una licenza con determinate caratteristiche, ma dovevano far parte della famosa lenzuolata Bersani, che poi gli unici ad essere liberalizzati ci si è ritrovati ad essere noi, ma non importa. Per cui siamo passati da 6.500 agenzie che esistevano in Italia nel 2001 a quasi 12-13.000 agenzie nel 2012-2013. Oggi questo un po' c'era già stata una calmierazione dovuta alla prima crisi che qualcuno magari avrà dimenticato, dal 2012 al 2018 ce la siamo goduta tutta, legata alla crisi economica post delle famose banche americane. Nel 2019 avevamo avuto un meraviglioso anno di svolta e si cominciava a riprendere alla grande, nel 2020 la bastonata. Tutti dicono che il 2019 è stato un anno fantastico. Sì, già il 2018 dava dei bei segnali. Nel 2020 la bastonata ovviamente imprevedibile, inaspettata, inconsueta. Questo ha fatto sì che una parte dei nostri colleghi ci hanno salutato, hanno chiuso la loro attività e si sono riproposti in altri ambiti. Quindi avete avuto numeri di chiusure? Ci sono state chiusure? Siamo già nell'ordine, non abbiamo ancora i numeri definitivi, però già alla fine del 2020 sommariamente possiamo contare già una perdita di un 20% di colleghi agenti di viaggio. L'agente di viaggio di fatto ritornerà a fare l'agente di viaggio, detta così suona male, cerco di spiegarmi meglio, ovvero sia colui che sarà sempre più consulente, sempre più specializzato nel rispondere alle aspettative del proprio ospite, qualora si tratti dell'organizzazione classica di vacanza, ovvero sia del viaggio oggetto o dei vari tour operator grossi, penso al gruppo Alpitour che ormai ne aggrega 7-8, come ad altri grandi operatori, grandi viaggi, piuttosto che Veratour, piuttosto che Futura Vacanze, piuttosto che altri, e quindi utilizzando questi grossi tour operator perché sono in grado di avere già una serie di servizi pacchettizzati che rispondono nella stragrande maggioranza dei casi alle aspettative, oppure specializzarsi, e quindi io ho colleghi agenti di viaggio anche qui a Padova che sono specializzati in Africa, altri che sono specializzati in Medio Oriente o Oriente stesso, e quindi oltre che ad essere dei specialisti di destinazione sono loro gli organizzatori e gli accompagnatori. Prima l'accompagnamento veniva fatto per aggregazioni di persone legate ad una piccola programmazione che ogni agente di viaggio faceva nell'aggregare persone su motivazioni di viaggi diverse legate anche ai periodi in cui si utilizzavano questi servizi. Oggi saranno sempre più specializzati. Io stesso
ho un piccolo tour operator che si occupa di cicloturismo legato in questo momento prioritariamente al Veneto, non ho, complice la pandemia, voluto allargare le destinazioni proprio per poterle gestire, non avendo chiarezza di quelle che potevano essere le possibilità di mobilità, ma sempre di più si andrà in questo segmento e in questo modo di interagire. Il mercato americano spesso e volentieri è maestro in queste situazioni. Ciò che accade negli Stati Uniti a distanza di 5-10 anni adesso, complice tutta quanta la velocizzazione digitale anche in tempi un po' più brevi, insegna quella che è l'evoluzione di determinati sistemi. E quindi in America che cosa è successo? È sempre di più tailor made, è sempre di più consulenza. Cioè il viaggio, quello che uno sogna, cioè, invece che vedere un catalogo, trovare magari ispirazione nel catalogo, però poi farselo costruire come uno meglio preferisce. Il catalogo oggi è la provocazione del proprio desiderato. Sì. Ti deve dare delle idee. Esatto, poi consideri sempre che il viaggio rappresenta una condizione che è molto legato a quello che è l'emotività delle persone. Un mio vecchio professore di marketing turistico oggi ci si basa molto sull'esperienzialità. Infatti stavo pensando all'esperienza, l'emozione, no? Esatto, per cui è in voga utilizzare tutta una serie di aforismi anglosassoni, perché sennò sembra che non sei alla page nel poterti esprimere adeguatamente, per cui l'experience travel è uno dei must che va per la maggiore. In realtà negli anni 90, che non è altro che una traduzione di quello che oggi si definisce experience travel, si definiva i viaggi delle motivazioni di viaggio, ovvero sia ognuno costruisce il viaggio secondo i propri interessi, i propri sentimenti, la propria emotività, la propria condizione economica o di necessità familiare, per cui questo non cambierà, si declinerà con l'utilizzo dell'aforismo anglosassone più idoneo nel tempo, si declinerà con una richiesta sempre più evoluta e più specifica, perché tutti quanti hanno la curiosità di guardare nei propri telefonini e sentirsi particolarmente furbi ed informati, ok? Ma la sostanza non è altro che una declinazione del sistema che si adegua agli strumenti. L'importante è non confondere mai lo strumento con quello che è la necessità di espressione, di rendere concreta poi la propria possibilità di viaggiare e di evocare il viaggio secondo le proprie aspettative. Quindi si e torna indietro per andare avanti, sostanzialmente. Si torna a quella che era la figura un tempo, che però è anche più bello, perché invece che essere un venditore di pacchetti, situazioni eccetera, diventi un propositore, un risolutore anche di questi. Il rapporto che si crea con il cliente è quasi di complicità. Per cui tu devi essere in grado di essere anche un po' psicologo nel conoscere, e nel tempo le conosci, le loro aspettative di viaggio, e riuscire a rispondere al meglio a seconda della destinazione che quest'anno va per la maggiore o che pure evoca i propri desideri, di riuscire a rispondere al meglio a quelle che sono le loro aspettative, in base alle 1000 variabili. Io per fare un esempio banale dico sempre che il turismo è la scienza imperfetta per eccellenza, nel senso che io non produco un chiodo, un qualcosa che ha una sua fisicità sia dal punto di vista dei costi di produzione che poi nell'elemento in cui si esprime. Produco qualcosa che è molto legato all'emotività delle persone. E l'emotività delle persone ha 1000 variabili, perché ognuno le esprime secondo la propria condizione di conoscenze, sociale. Ma, sarà quello che tanti si chiedono, sarà ancora accessibile l'agenzia dal punto di vista economico? Lo è, ma non solo lo è, detto da me è un po' come chiedere all'oste se è proprio il buono vino, ma oggettivamente le dirò anche un aspetto in più. È una leggenda metropolitana che va sfatata. Io non potrò mai vendere un servizio di più di quello che è il suo prezzo ufficiale. Semmai lo devo vendere di meno o devo pacchettizzarlo facendo in modo che la ricchezza di quello che offra soddisfa al meglio tutte le aspettative di quell'emotività di cui parlavamo. Per cui lo è ancora oggi.
Non lo era ieri, lo è ancora oggi e lo sarà domani ancora di più. L'unico plus che viene richiesto, ok, e che i miei colleghi si aspettano che venga richiesto, è che questa professionalità dei 1000 particolari abbiamo l'aspettativa che ci venga riconosciuta. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso e volentieri, siccome sono molti 1000 particolari che uno dice ma c'era anche su internet Gianca, che cosa mi stai dicendo? Ok, sì, è vero, ma il fatto stesso che ci fosse su internet, ok, non è presupposto che quel servizio sia idoneo alle tue aspettative. Il fatto che io sia in grado di declinarti il tuo viaggio secondo le tue aspettative, secondo la tua emotività, secondo la tua capacità di spesa, secondo cosa, fa sì che metti insieme tutte le mie conoscenze. Quando tu vai da un dottore, ancora prima di sederti, non dico che gli chiedi la parcella, ma quasi per un atto quasi reverenziale nei confronti della persona. Noi, siccome assembliamo tutta quanta una serie di servizi che sono facilmente vedibili, facilmente riscontrabili, non sempre si ha la percezione della professionalità di chi è in grado di confezionarti la cosa. Sembra che sia quasi un atto dovuto e scontato. Non è così. Perché? Perché le aspettative che una persona ha quando si reca in agenzia, e torno a questo reframe che sembra un tambur battente, ma purtroppo è così, è proprio che, siccome me l'ha detto lui, se non è così io ho un interlocutore a cui riferirmi. Sì, beh, certo. Per cui le aspettative legittime, ci mancherebbe, sono tali che se mi chiedi di riuscire a darti questo tipo di condizioni, ok? E io stesso, per poter esercitare quel lavoro, ti faccio vedere che sono in grado già di dartele, ok? Almeno riconoscimi il fatto che sono un lavoratore e un buon professionista. Allora, questo dovrebbe essere per tutte le professioni. Certo, assolutamente sì. Ma purtroppo ci sono tante professioni intellettuali che hanno avranno qualche problema. Invece volevo chiedere, le destinazioni fuori dall'Italia che sono appetibili, che saranno abbordabili effettivamente. Allora, abbiamo l'Europa e poi l'extra-UE. Che cosa, come gli Stati Uniti ci sarà? C'è o no? Allora, nel senso che gli Stati Uniti, per quanto riguarda il traffico dagli Stati Uniti all'Italia, sì, a partire dalla metà di luglio dovrebbe essere attivo al 100%. E questo lo sappiamo. Ma per noi? Per noi ancora perché non abbiamo i voli. Molto semplicemente. Sono aumentati i prezzi dei biglietti aerei? Sì. Sono aumentati. Sono aumentati, ma banalmente sono aumentati anche i biglietti del treno. Se lei guarda oggi sul sito di Trenitalia per prenotarsi un biglietto Padova-Roma, non troverà praticamente mai la tariffa Super Economy, che era la tariffa super gettonata un anno fa, adesso non esiste, perché c'è ancora il contingentamento dei posti secondo il protocollo sanitario e questo fa sì che il riempimento è al 50%, in alcune tratte al 60-70%, per cui il contingentamento per il rispetto dei protocolli sanitari ha fatto sì che nella migliore delle ipotesi sono pochissimi i voli e sono quasi tutti nazionali che hanno la possibilità di riempimento al 100%. La stragrande maggioranza hanno un riempimento che varia dal 60 al 70-75%. A parte qualche nota compagnia che stipa tutti come dei branchi di animali, ma tanto sappiamo sempre i soliti noti. Non facciamo nomi. Non facciamo nomi, va bene, allora mi esento da far nomi, anche perché ha già ricevuto 2 infrazioni da parte del garante, ma evidentemente non sono sufficienti. È incredibile, vabbè, appunto evitiamo in questo contesto. Altre destinazioni extra-UE che potrebbero essere aperte e fruibili? Al momento aperte ci sono gli Emirati Arabi, che hanno ripristinato i voli. Anche perché si preparano all'Expo, no? Esatto, brava, e questa è la motivazione principale per cui hanno mantenuto i voli aperti. Dovrebbe ripartire dalla fine di agosto, la seconda metà fine di agosto, il Mar Rosso, ok? E quindi collegato al Mar Rosso, poi per ottobre-novembre si presuppone ripartiranno anche tutti i Caraibi e l'Oceano Indiano.
Il primo elemento che si avvertirà sarà proprio legato ai charter, perché è legati ai voli con cadenza fissa, con l'operatività dei tour operator, che quindi più o meno queste sono le date. Speriamo che partano, perché sennò faremo un altro inverno da miseria, in questo senso. Lufthansa, cito solo Lufthansa perché in Europa è la compagnia più significativa in termini di numeri, in termini di aeromobili. Prevede il 100% dei propri voli a partire dal 2025. Mamma mia, che angoscia. È probabile. Adesso ha il 50% dei voli, ma perché? Perché ha aumentato sensibilmente i voli per i mesi di luglio-agosto, che poi ritorneranno a chiudere, e quindi chiuderanno il 2021 con il 30-40% dei voli. Loro praticamente a partire da quest'anno fino al 2025 prevedono di aumentare le destinazioni del 20% ogni anno, per arrivare, auspicano già a ottobre-novembre 2024 alla normalità. Ma il problema è che, essendo compagnie aeree di bandiera e quindi non hanno un traffico garantito come può essere per i voli charter, ma il traffico è generato dalla domanda, per poter garantire le varie linee io ho la necessità che queste linee abbiano un minimo di riempimento garantito. È difficile, no, ma assolutamente, questo è logico nelle cose. Altre destinazioni, abbiamo pochi minuti a disposizione, altre destinazioni che si riaprirebbero quest'estate, sempre extra-UE, c'è qualcos'altro? O vediamo il nero totale? Extra-UE in realtà c'è poco nulla in questo momento. E quindi purtroppo resta l'Europa. L'Europa cosa è gettonato? Il bacino del Mediterraneo la gioca alla grande, quindi Spagna, Italia e Grecia sono quelle maggiormente richieste e maggiormente fruibili. Francia? Francia anche, soprattutto la parte nord-ovest è quella che è già aperta, e quindi la parte di Brest, della Normandia, cose di questo genere. Ci sono ancora alcune realtà tipo i Castelli della Loira che non sono ancora completamente aperte, ma perché collegate alla fruibilità dei castelli, e siccome anche i castelli, così come in Italia, hanno gli ingressi contingentati, questo poveri li limita in termini di utilizzo, non tanto perché non sarebbero fruibili, ma hanno i limiti in questo senso. L'Inghilterra la togliamo via perché abbiamo capito L'Inghilterra la togliamo via perché oltretutto in questo momento abbiamo anche la quarantena per chi viene qua, e quindi questo non viene... Irlanda molti scelgono, ho visto. Irlanda sì, è una delle destinazioni facilmente fruibili, ma in realtà l'Europa volendo la si può godere tutta. Anche le crociere è uno di quegli elementi che funzionano molto bene. L'unico limite che ha le crociere è uno strumento di vacanza meraviglioso, perché è di fatto il primo strumento di vacanza che è stato un presidio sanitario a tutto tondo. Sono organizzati in maniera quasi scientifica nella gestione. Se uno piace quel tipo di viaggio. Se uno piace, è ovvio che sì. Ma il Marocco è aperto? No, non è ancora aperto. Non è ancora aperto, ci sono... E neanche Israele? Israele dovrebbe aprire la metà di luglio. Ecco. Hanno fatto la presentazione della riapertura alla BMT a Napoli la settimana scorsa, la prima fiera del turismo che si è aperta in presenza in Italia. Finalmente anche quello è stato un gran bel segnale. La Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli. Ottimo, quindi questa è una cosa. Quindi il resto del Marocco ancora chiuso, non abbiamo notizie di niente, però Israele in quel punto la prima destinazione del Marocco che dovrebbe aprire dovrebbe essere un volo su Marrakech. Immaginavo, che dovrebbe essere... la casa tra l'altro, Marrakech. Sì, esatto. Poi... Allora, il tempo è volato letteralmente, Presidente, perché un po' ci ha fatto pensare a destinazioni lontane, un po' riflettere anche su una situazione che è importante valutare anche delle agenzie di viaggio, che sono dei consulenti, dei support per le nostre vacanze, per un investimento, perché effettivamente le persone che scelgono di andare in vacanza investono tempo, denaro, sogni, aspettative, e quindi sono in mano a voi sostanzialmente. Queste tornano ad essere in mano a voi finché una persona desidera andare fuori dalle mete consuete della non vediamo l'ora
l'ora di accoglierli. Ecco. Non vediamo l'ora di accoglierli e che tornino in mano a noi, ma non tanto per la gestione della persona, ci mancherebbe, ma proprio per la capacità di soddisfazione, di gratificazione della persona contenta. Quella reciproca emotività che fa star bene tanto noi che esaudiamo i loro desideri, quanto loro che esaudiscono le loro aspettative di viaggio. Che sono tante. Esatto, e allora con questo magari faremo il punto della situazione post estate, speriamo che sia un segno positivo. Io la ringrazio Presidente, le auguro buon lavoro, che ci sia quindi tanto lavoro da svolgere, e a voi cari telespettatori con questo chiudiamo la nostra puntata, naturalmente ci rivediamo come sempre domani, grazie.